Dopo che è stato scalzato dalla vetta della classifica dal Cartusia, il Borgoratti è atteso dal difficile impegno dei tre campanili, dove ad attenderlo c'è la rivelazione Pieve Ligure di Capitan Poroli e Mister Sciutto. Col montaggio di Gian De Matteis andiamo a vedere com'è andata. Prima azione, dopo neanche un minuto, fuga sulla destra di Serra, cross per Rivaldi che incorna fuori di poco. Rispondono i padroni di casa con Zanardi che si libera bene, entra in area ma la conclusione è fuori misura. Al 20° gran contropiede del Borgoratti con l'attivissimo Rivaldi che sfrutta un liscio da Albanese e mette in mezzo, dove però Addante tergiversa e consente alla difesa di spazzare. Passano 6 minuti e gli ospiti passano in vantaggio. Punizione dai 25 metri di Addante, gran sassata che Albanese respinge un po' precariamente e più lato di tutti è Sanna sulla ribattuta nonostante il tentativo disperato del numero 1 a mettere nel sacco. Al 40° irresistibile discesa di Serra che fa impazzire la difesa rossa, ma sul più bello non riesce a servire i compagni e l'azione sfuma. Allo scadere, col Pieve in 10 per l'infortunio di Connor, il Borgoratti cerca di chiudere la partita con una bella azione avvolgente dalla destra e gran botta di Serra disinnescata la grande da Albanese. Sul proseguo dell'azione la palla arriva a Divaldi, ma il diagonale del numero 7 è fuori bersaglio. A legittimare la supremazia ed il risultato di questo primo tempo, nel recupero questa gran punizione di Addante che si stampa clamorosamente sulla traversa. Il primo tempo si chiude col Borgoratti meritatamente in vantaggio e addirittura lo scarto potrebbe essere più largo, vista la mole di gioco espressa dagli uomini di Mister Guerra. Al rientro dagli spogliatoi però il Pieve può subito usufruire di una punizione dalla destra. Traiettoria tagliata in aria, De Benedictis si fa largo e di testa mette nel sacco, pareggio lampo quindi per i padroni di casa. Ancora al numero 9, meno di 10 minuti dopo, che ruba una palla, entra in area e impegna severamente Nanfria. Sembrano altri 11 giocatori locali e vanno di nuovo vicino al gol con un'irresistibile discesa di Garassini, ancora una volta Nanfria chiude lo specchio. Lo stesso numero 1, 6 minuti dopo, deve uscire a valanga su Garassini, invitato a rete da un bel suggerimento di Zanardi. Al 35° ci prova anche Mor dalla gran distanza, ma il tiro a pelo d'erba non inquadra lo specchio. Al 40° la più bella azione della partita. Triangolazione con tanto di colpo di tacco tra Zanardi e Mor, con quest'ultimo che entra in area e lascia partire un diagonale che solo un super intervento di Nanfria, ancora lui, impedisce che finisca in gol. Ma proprio al 45° Poroli lavora una palla sulla sinistra. Intelligentemente, invece che mettere in mezzo, serve a rasotare a fuori area la corrente Mor, che lascia partire una rasoiata su cui stavolta Nanfria non può far niente e che si infila nell'angolino per il vantaggio del Pieve Ligure. È il gol che decide la partita e che rilancia il Pieve non solo in zona playoff. La classifica del girone infatti adesso è davvero interessante, con 5 squadre in 3 punti. Rimane in vetta con 44 punti il Cartusia nonostante la sconfitta col Malassi, un punto sotto Borgoratti e Borzoli, quindi a 42 gli uomini di Mister Sciutto e a 41 la vecchia Chiavari. Può veramente succedere di tutto. Direi che questa vittoria è importante, come si capisce dall'ambiente. Sì, questa vittoria è importante, intanto è da dedicare ai ragazzi assolutamente, abbiamo fatto una partita stupenda e giocavamo contro una squadra importante come il Borgoratti, abbiamo avuto delle motivazioni forti sicuramente, siamo partiti a inizio anno per cercare di salvarci il più presto possibile, di non soffrire come l'anno scorso, è andata bene, io direi che a questo punto siamo abbastanza salvi, direi, ci stiamo giocando un sogno che è quello di tentare adesso a questo punto di provare a salire, almeno giocarci playoff. Non riesco a capire il problema, adesso c'è anche nervosismo, poi subentra questa cosa qua, adesso siamo veramente messi male mentalmente, può darsi anche fisicamente, voglio dire, perché gli avversari andavano di più e sembravano 20 in campo loro, nonostante giocassero tutti in difesa, loro molto chiusi, però su queste ripartenze ci hanno fatto male. Bravi loro, senza carretta addirittura, perciò merito del Pieve che ha saputo sfruttare le occasioni. Per il resto per noi si fa duro adesso, perché ogni sconfitta che viene moralmente è sempre peggio e lo scoramento è totale adesso, è scoramento totale.